Mi hanno chiesto quale sarà il primo provvedimento da governatore e io ho sempre risposto fin dall'inizio un provvedimento a favore della famiglia. Perché vedete, da anni tutti ne parlano e anche i governi che si sono succeduti dal 94 ad oggi qualcosa hanno fatto, però rimane pur sempre un fatto. Se io guardo per esempio alla Francia, vedo che con 55.000 euro di reddito di base imponibile, una famiglia con due figli in Francia paga 3.000 euro. In Italia, invece, sempre con due figli, se è monoreddito ne paga 16, se è bireddito ne paga 10. Trovo che sia un'estrema ingiustizia e nonostante tutto il parlare, alla fin fine si è fatto molto poco. Alla fine di questa legislatura, alla fine di questo periodo di 5 anni, è stata presentata una legge a favore delle famiglie numerose. Non è stata approvata. Non è stata approvata. L'ha presentata il centro-sinistra e non è stata approvata. Bene, io ritengo che sia opportuno per dare un segnale importante, che da governatore la prima cosa da fare sia proprio quella di dare un forte segnale a favore della famiglia, di dare qualcosa che dica alla famiglia che anche la regione li avvicina, nel senso di magari aiutare le famiglie più numerose, magari a pagare le bollette, magari a pagare le tasse locali, magari ad andare incontro a quelle esigenze a cui famiglie monoreddito magari con l'unico che guadagna in cassa integrazione hanno veramente difficoltà. Oggi è necessario dare un segnale e secondo me il segnale più bello è darlo in favore della famiglia.